Allora, io, Napoli, Copenaghen, cioè Copenaghen, Napoli, 1-1. Ma come si fa? Scusate, voglio, prima vi saluto, bello a tutti ragazzi, vi dico un nuovo video, aspetta, ci metto ma napoletano, come state? Spero tutto bene. Ora voglio, metto pure il microfono, ma che ci potete mettere. Ecco qua, fatemi sapere se si sente meglio. Allora, partita finita 1-1. Scusate, voglio se non ho fatto uscire oggi il video, perché non avevo proprio tempo, ve lo dico sinceramente. Allora, segna per il Napoli, McTominay, 79esimo, e al 79esimo, verso la fine, il giocatore del Copenaghen, tu hai buttato, se vedete che parlo piano è perché non posso fare. Allora, tu hai buttato una qualificazione in Champions, hai la possibilità di vincere nella questa partita, perché sei stato perso fino dal 35 al 95esimo più o meno, 95 tanto tempo con un giocatore in più. Cioè, come si fa a non vincere una partita così? Ti sei fatto recuperare in modo pazzesco. Tra l'altro, se ricordo bene, Milinkovic, Savic, para pure un rigore, ma non vorrei dire una bugia, ma se non sbaglio è così. Vai giù, il Napoli ha fatto un primo tempo da paura, ovviamente Scott McTominay, il miglior giocatore della Serie A e del mondo, il miglior centrocampista del mondo, tutt'oggi, no, nella storia ma oggi. Il miglior centrocampista al mondo, supera pure Modric e De Bruyne, vi dico. Perché segna sempre, sempre segna. Napoli fa, cioè vengono delle disgrazie a Napoli, incredibili, e, vabbè abbiamo preso il culo, cioè una cosa incredibile, voglio, cioè, no, situazione buttare in caminetto, voglio, cioè, un mese fa, non avevo contro il Chelsea, la devi vincere a forza. E devi dire se la vinci. Stiamo parlando sempre Chelsea. Ok, in casa ma stanno parlando, ma sembra Chelsea. Guarda, c'è già Times, ci vuole che c'è a playoff. A playoff o 11 punti se non sbaglio perché non abbiamo 8, già è tanta. C'è tanta che c'è se chiama playoff. Quindi qua giù, andiamoci conto. È una cosa incredibile. Napoli prima va bene, poi cara depressione perché hanno deciso qualcuno. Lang, se ne dai Lang Look proprio, li devo mandare. La giornata sarà a notte, no, ma lo sono andati a calci nel sedere, oggi, calci nel sedere. La cosa incredibile, uno schifo incredibile. Siamo giù. A che ora li volete mandare via? A che ora li volete mandare via questi due? Cioè, boh. Vabbè, io vi saluto, bella a tutti, bene, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciatemi un like. Ciao, oggi.